Allora, buongiorno, buona domenica a tutti quelli che mi seguono. Allora, vi ricordo che siamo in live su TikTok, YouTube, Facebook e Twitch. Maria, buona domenica a te, Maria. È giusto per ricordarlo a Maria Perchimuno. Buongiorno, buona domenica a te, Maria. Ragazzi, comunque fa freddo, eh? Allora, un attimo signori, ho dimenticato di prendermi il telefonino. Buongiorno, buongiorno a te Francesco, domenica a tutti. Monica, buongiorno, buona domenica. Bene? Qua fa un freddo cane. Buongiorno, buona domenica. Cosa? Allora salutiamo logicamente tutti gli ammalati, non l'ho fatto subito, lo faccio adesso. Salutiamo tutti gli ammalati con una prestissima guarigione. Salutiamo a tutte le persone anziane che mi seguono. Seguite dal lunedì al sabato, perché la domenica non si fa lettura di carte. Non lo dico io, ma è la regola della vera cartomanzia. Gli altri lo fanno e gli altri vi dicono solo
vediamo a chi salutare. Poi gli va la faccia allora. Grazie. Per la faccia degli infami che ci seguono, che stanno mamma cara, l'abbondanza. Buongiorno Giuseppe, buona domenica a te. Buona domenica a te Giuseppe, mio amato padre Pio. Sono passata una mezza giornata lì favolosa, come sempre. Come si usa dire, mi sono sciaciato. Allora, ore 10 e 15 minuti di buona compagnia. Ecco caffè, lo per la vostra. Allora, caro Joe, devi capire che la domenica non si effettuano consulti di carta, parliamo della vera cartomanzia. Prevede che la domenica è un giorno religioso e non si fanno letture di carte, quindi io effettuo letture di sabato. Se ti vuoi far prendere per i fondelli, ripeto, ci sono stamattina. Buongiorno. Ecco preso. Siccome voi siete ignoranti della materia, allora io vi faccio capire e vi spiego le cose come vanno fatto. Siccome su TikTok vi fanno credere, e allora voi tutti state confusi, quindi per voi questo è un gioco, che ve ne frega di salvaguardare un po' la vostra credere. Se vogliamo credere a Dio, se vogliamo religiosi per cazzi, ingannate pure a Dio. Se vogliamo credere in Dio, Dio creò la domenica per riposarci, e quindi è un giorno religioso. Ma al di là se è vero o non è vero, se esiste Dio o non esiste Dio, io faccio unica. Non si fa lettura di carta, ma questo non lo dico io. Se voi andate sul motore di ricerca di Google ve lo dice. La domenica non si fanno letture di carte. Quindi queste sono, non ne dico io, stiamo a di mente, di migliorare. No, voi è peggio sempre, ignoranza. Non fate niente, poi mai questo va bene. È chiaro? Allora, meglio che mi sento la musica, mi santa pace. Cosa qui, ladro in casa e lo uccide.
200 rom assediano l'ospedale. È chiaro? Cioè, questi non solo che vanno a rubare, no? Poi vengono sorpresi, vengono uccisi. È chiaro? Ai Italia, Elvi ci ha messo buoni, dovresti vado avanti e testo. Elvi, non Viviana, no, la domenica Sara non si fanno le carte. Posso sapere se sei o in riposo. La domenica, se vogliamo credere in Dio, l'ha creato per riposare, non si fanno letture di capito. Quindi purtroppo è così. Ai ai ai. Allora, voi deficienti, ignoranti, nella mia live non vi chiamo, ok? State da questa mia live. Io non li voglio qui nella mia live. Esiste l'ospedale per i malati mentali, quindi avete la live, ma dovete darvi. Elvi, maestro, sei saggio e un grande, ti auguro serenità. Grazie Elvi, grazie. Grazie e ti amo a te con tanta luce. Purtroppo l'Italia è un paese che, se capisci troppo, viene calpestato. Adegui a tutto che esiste in giro, organizzando per abituarmi a questo mondo TikTok. Esce, sto abituando. Quindi voi volete i consulti tutti i giorni, vi faccio i consulti tutti i giorni. Voi volete essere dette, ma tu che tritava tu? Essere il vostro medico alla mano. Viviamo tutti in santa pace. Perché io volevo salvare persone, ma che c'è da salvare? La gente ha salvato, assolutamente, stando che ci circonda. Visto che l'ignoranza superando ogni limite e credo difficile far capire che è scemo, spiegare col cucchiaino, glielo puoi dire in tutte le lingue, o scemo, non capisce mai che è scemo. Le mie live sono solo la domenica, sono solo per i saluti, seguono se consulto di camanzia al sabato e la possibilità di vedere le mie live e avere una gratuita. Per coloro che vogliono tutto, allora lì bisogna fissare un appuntamento tramite WhatsApp. Ok? No. Queste sono le mie. Ricordo sempre che siamo su YouTube e anche su, quindi temporaneamente siamo in diretta su altre piattaforme. Non leggo commenti, qui scrivete su TikTok, su Facebook non leggo commenti, su YouTube non leggo commenti, su Twitch non leggo commenti, quindi è TikTok. Per le altre piattaforme il mio contatto su TikTok è il Santone di Avella. Quindi voi di altre piattaforme, di Facebook, YouTube, Twitch, il nome il Santone di Avella.
I parenti del rapinatore ucciso confermano è stato ucciso mentre era in quella casa per lavoro. Era un lavoro, stava lavorando. Se poi lui uccideva tutto a posto. Ma in che paese viviamo? In che paese sporco viviamo? Già è pubblico sul mio canale TikTok, quindi si deve leggere tutte le mattine, quindi se volete leggere il vostro zodiaco potete già verificare sul mio canale TikTok. Questo vale per tutte le altre piattaforme che ci stanno ospitando, va bene? Perché siamo in diretta anche su YouTube, Facebook, Twitch. Salutiamo, buona domenica. Avial, buongiorno anche a te. Melissa, salute Cibera. Buona a tutti voi che state entrando man mano in questo mio rullo a tutti, e pace e serenità a tutti quanti. Fate tap tap con distal, siamo arrivati già a 40.900. Amore, buongiorno, buona domenica Benny, santissima domenica anche a te. 41.000 like, grazie a tutti. $100.000 like, vediamo se ce facciamo. Forza e coraggio. Dimmi bene. Buona domenica anche a Tazia.
Allora mettete qui, così arriverà la notifica di nuove live di cartomanzia gratuita, dove potete porre una domanda per avere una risposta. Questo logicamente è che, come dico io, non consulti cartomanzia perché se si vuole ancora credere a qualcosa, ma io penso che state tutti quanti imbestialiti. È più bestia. E sì che è vero, carissimo Benny, non c'è più sintonia tra gli solo le bestie ammazzano i loro simili, solo le bestie. Mano alla bestia, la bestia è il diavolo. Il diavolo, l'era di Cristo, la nostra era di Cristo è finita. Lì dove è avanzato la tecnologia, dove è avanzata tanta la è opera del diavolo. E da allora che non si capisce più niente, allora che i figli ammazzano i genitori ammazzano i figli, i mariti ammazzano Cristo. Questa è opera del diavolo. Risultato? Siamo tutti indemoniati e non lo sappiamo. Io lo so che voi siete demoniati, ma voi mi riferite delle persone senza più il cuore, senza più l'anima. Ieri io sono stato a Pietrelcina da Padre Pio. Voi non potete immaginare, la gente era pochissima, una pace lì a Pietrelcina, una pace voi non potete capire, veramente non, così tranquilli, che voi non potete immaginare. Buongiorno Armando Satiello, buongiorno, buona a te, grazie. Questo profilo ormai è in una meraviglia. Quindi le persone si stanno sempre. Vi ricordate il periodo del Covid? Un metro e mezzo l'uno lontano, abituato dal periodo Covid. Non se ne frega più niente di te. Se ti vede, questo è il mondo di oggi. E questo mondo è un mondo indemoniato. Non è opera di Cristo, non lo è, perché è opera del diavolo, perché il diavolo ha preso possesso sull'uomo, ok? Questo grazie all'umano che si è allontanato dalla Chiesa, si è sempre di più dalla Chiesa, facendo ha dato spazio, come lei ha cucciato, non c'è più una. Quindi è inutile lamentarvi, è inutile. L'abbiamo voluto noi umanoidi. E mi ricordo che
gli umani, vedevo, la domenica mattina, se andavo a chiesa, c'erano i più furbi, andavano a prima mattina per la prima messa, per non trovare confusione. Poi fino alla gente c'era un via vai. Oggi mi dite qualcuno di voi se va a sentire, mi dite al cimitero a trovare i propri familiari, atto di dolore osa all'Ave Maria. Io dico di no. Quindi, perché la persona che non segue il dolore della vita, non vive con cattiveria. Bruno, buongiorno, buona domenica a te. Come pretendi, che a volte non ce la faccio più, ma come puoi pretendere che ti deve andare tutto bene se tu non hai di dolore, non sai nemmeno l'Ave Maria? Come ti può andare bene se tu non vai a sentirti una messa ogni tanto? Come può andare? Ma come prendi? E le opere? Lo so che la Katia, buongiorno maestro, è possibile una vostra benedizione? Mi aiuta molto. Sì, perché no, Katia? La benedizione la possiamo fare tutti. Chiunque può benedire a un altro in un sereno periodo. Quindi io ti auguro a te un serenissimo periodo e un po' di pace. Tutti a un nostro, ma lo dice la Bibbia. Quindi, bene, quando voi non seguite le regole della vita, cominciamo tutti quanti ad andare in chiesa una volta, va? Non dico tutti i giorni, 10 giorni, cominciamo ad andare in chiesa, serve per essi, per sentirsi meglio. Andiamo a trovare i nostri cari defunti al cimitero. Allora tutte queste cose cambieranno molto la vita di ognuno di noi. Questo è il modo che la vedo io. E figli che do io, indemoniati, e non sa come si dice latte di dolore, e non sa come si dice l'Ave Maria. Una persona che non va a sentire la messa, persona che non va al cimitero a trovare i propri demoni, quindi non può pretendere che gli va tutto bene, no, gli va sempre tutto lei che si stendo. Vogliamo parlare, cercano i cartomanti, vogliamo parlare di tutta quella gente che c'è, che dalla mattina alla sera va torno a cercare i cartomanti, farsi fare la lettura di carte si fa una volta al mese, una volta al mese. La vera lettura di carte. Antonio, buona domenica anche a te, grazie. Non lo dico, andate sul motore di ricerca di Google, andate quanto tempo si buona di carte, volete che ve lo faccio dire da Google? Non lo dico io, ma vi faccio vedere. Andiamo a chiedere a Gemini. Guardate, allora, ogni quanto tempo si possono leggere le carte? Aspettiamo che ci dire. Allora, vediamo. Il mondo della cartomanzia non ha lette sulla carta, ci sono dei consigli basati sulle fighe del consulto. Leggere le carte ecco alcune guide per capire quando è il momento giusto. 1. La regola d'oro: lasciar passare almeno 2-4 settimane tra un consulto e l'altro sulla stessa domanda. Le carte fotografano un'energia uguale. Finché la situazione si evolve e i consigli avuti possono starsi nella realtà stessa questione, otterrai risposte confuse o contraddittorie. Tu quando puoi leggere più spesso?
Esistono dei cui è possibile le tue frequenti scargia del mazzo. La peggior molti estraggono un consiglio su energia focalizzata durante la giornata. Domande diverse, differenti. Dovresti smettere di leggere le carte se noti questi segnali. Risposte opposte. Le carte iniziano a darti responsi senza o l'esatto contrario di ciò che hanno detto prima. È il modo in cui il mazzo dice ti ho già risposto. Tendenza ansiosa. Se senti il bisogno di consulli ogni minima decisione tale, è meglio chiudere il mazzo per qualche giorno. In sintesi, tipo di lettura, frequenza consigliata, generale, personale. Cambiano i fatti concreti. Una volta il band esce, voi siete una partita, non lo scrive un'orchestra da anni e anni. Google, motore di ricerca Google. Ok? Quindi sono delle regole per non rovinarvi. La cartomanzia ve l'ha detto Google. Si legge, le carte si leggono una volta al mese. 4 settimane, una volta al mese. Ok? E che vi va tutto storto, che vi va tutto male. Ecco perché non ci capite più niente. Lete voi rallentate con letture di carte tutti i giorni. Leggere le carte tutti i giorni porta un blocco, o meglio un calo di fortuna, dare lo storto. Cominciano le vostre domande, la lettura, poi ci sono le letture con cartomante, vi dice un sacco, vi dice tanta e voi ci credete pure, quello è un altro discorso, quella non è più cartomanzia ma mantenimento. E vi ho detto anche in questo, usacce che le persone che sono ignoranti meglio non ha che fare. Grande Francesco Gina Di Francesco. Ciao Gina, grazie. Salutiamo sempre su Facebook, YouTube e da Twitch, quindi un abbraccio di luce anche a voi tutti che ci seguite dalle altre piattaforme. Siamo in contemporaneamente. Allora, ore 11, siamo a 66.400 like. A tutti, continuate a fare. Oggi siamo 8 a seguire questo consulti di cartomanzia, ci sono tanto. Questo è cattiveria perché pensate i fatti vostri, siete persone malvagie, avete la malvagità nel cuore, perciò non campate bene, siete malvagi. Per un personaggio di voi lo dovete seguire anche quando non vi serve, capito? Siete demoni, bisogna tenerli alla larga. E
Salutiamo G73, domenica maestra. Giorno. Ciao maestro, buona domenica, fa freddo oggi, ciao, io ti seguo sempre, grazie Nicola. Sì, fa freddo, fa freddo e molto vento, che ma fa? Però si sta bene, dai, meglio freddo con capra, a ruai con quello caldo che non so respirare. Preferisco il freddo che il caldo, poi metto la cappuccia in capo e sto. No, veramente, il caldo non esiste proprio. Acchiappa quelle giornate, mamma mia, disastrose, proprio a 45-48 gradi, arrivato. Allora ragazzi, in mia compagnia fino alle ore per tutti voi che i ritardatari che mo avete a tutti. Sebastiano Esposito, buongiorno, buona domenica anche a te, User. Salutiamo a tutti i ritardati e si fanno una guardata in coppa a te tra un sorso di caffè. Tra un sorso di caffè. Uè, carissima Maria di Avella, buongiorno, buona domenica, salutami sempre a tuo marito. Quando è capello, mo che sono giù in primavera per fare camarata. Ma la cosa da ridere a me, la cosa che mi fa ridere è che se giro su TikTok, se scrollo su TikTok, a questo stanno cartomandi e tutti insieme a cartomandi per avere un consulto gratis. Porta già il tuo sangue, Gesù Cristo. Se tu non rispetti Gesù, che ha rumene che ti fai fare carta, lo cartomante, ma quale aiutami tu? Chi ti dai sta fare il tuo sangue? Perché la domenica è un giorno religioso, e voi continuate a girare torno per bere la tomate. Già chiagnero a già ridere. Ma come che il cristiano ha fatto sta fine, mamma mia, senza più l'anima, senza più un senso. È vergognoso, veramente vergognoso. E da rabbrividire. Salutiamo a Frimaldo, a settimana, tu possa avere i favorevoli. Tanta pace a te. Salutiamo a Daniela, buongiorno Daniela. Assia Garofola dice buongiorno maestro, buona domenica, te l'ho fatta.
Salutiamo l'amica Agirl che dice una domanda. Agirl, salvati, perché fa la lettura di carte di domenica male. La domenica è un giorno religioso, si rispetta quel che è la religione. Tu puoi andare dove vuoi, ripeto, farsi leggere porta male. Vogliamo vedere cosa ci risponde Google? Per farvi capire che quando parlo io, parlo una persona intelligente, non la cartomanzia. Si possono leggere le carte di domenica? Vediamo cosa ci risponde Google. Ma questo è per farvi capire che voi siete dei stupidi. E io le cose ve le devo... Io sono il Sandone di Avella. Sulla possibilità di leggere le carte di Dovero, che variano a seconda impopolari, delle credenze religiose o della sensibilità personale del cartomante. Avete capito? Ecco una panoramica dei punti popolare e religiosa. In Italia e in molti paesi di tradizione cristiana, la domenica è considerata il giorno del Signore e del riposo. Il divieto. Molte vecchie tradizioni sostengono che non si debbano disturbare le carte di domenica, così come nei giorni di festa comandata o durante la settimana santa. Si credeva che le risposte potessero essere confuse, poco chiare, o che farlo fosse un atto di poco rispetto verso la sacralità del giorno. Il riposo del cartomante. Il cartomante è un giorno di distacco e ricarica energetica. 2. La visione esoterica moderna. Nella cartomanzia moderna e laica non esiste alcuna regola rigida che proibisca la lettura di domenica. Questo qua è per farvi capire, questo è cartomanzia, prevede che bisogna rispettare la religione, perché voi siete una banda di scemi. Io vi sto schifando perché voi non capite un cazzo, voi vi fate truffare da chiunque, vi fate dire stronzate da chiunque. Imparare a vivere non è difficile. Paolo, buongiorno. È chiaro? Ci sono delle regole da seguire, ve l'ho fatto dire dal motore di ricerca di Google. Evitate di farvi leggere le carte di domenica, porta male. Le mie live di cartomanzia, ok? Ma come farvelo capire? Voi siete una banda di stupidi. Lo so che io parlando così mi creo dei nemici, mi creo dell'antipatia. Voglio antipatica, basta che ve la vada andando cacchio. Voglio essere antipatico, vabbè. Ah, io sono per le persone serie. Punto. Anna Siena, buongiorno, buona domenica. Antonella, buona domenica. Sono stato chiaro? Ah, una volta e per tutte. Antipatica. Non me ne fotte proprio, voglio essere antipatica, ma voglio essere un professionista. Quindi io non sono per tutti, sono per quei pochi intelligenti che capiscono cosa vuol dire farsi leggere le carte. Già, le carte a domenica, e Pasqua, siete religiosi per cazzi vostri, pure la religione. Invece no, voi siete religiosi per cazzi vostri nei momenti di difficoltà. Gesù Cristo mi aiutami tu. Poi quando avete fatto i cazzi vostri non pensate più, pensate ai cartomanti per far leggere le carte. Voi siete religiosi così, siete persone col cervello in testa, zappà. E ad azzappà. Mi chiamano maestri, mi va tutto storto, mi va tutto male. E per forza mi deve andare tutto male.
ti fai leggere carta e di domenica, e Natale, messa. Non vai a trovare un parente o cimitero, un padre o cimitero, una mamma o cimitero. Come da dei buoni? Da dei tutto storto. Hai il tuo sangue quando più hanno preso. Come dite? Sto sbagliando? È sbagliando. Purtroppo c'è un brutto difetto, io le cose le devo dire. Vaggi a schiaffare sempre in faccia. Grazie Antonella, grazie. Vi faccio vedere domani alle ore 16 quando faccio la live di cartomanzia gratuita. Ce saranno minima 80-90 persone per cazzi loro, mi seguono 80-90 persone. Oggi 7 persone, perché? Perché non faccio letture di carta. Quindi ditemi io come devo, o meglio come è possibile trattarvi bene. Come è possibile trattarvi bene? Siete ipocriti, avete là dentro al cuore. Campate bene, voi non campate mai Bruna, grazie del cuore, grazie del cuoricino. Buongiorno a Salsano o Salsano. Salsano. Siamo arrivati a 91.400 like, grazie. Ciao Miki, buona domenica. Salutiamo Vincenzo La Falce, buongiorno, buona domenica anche a te. Ciao amici con Pappavallo. Ormai è diventata un'icona, Vincenzo con Pappavallo. Qui che ci abbiamo fatto musica rilassante, grazie.
Dovete sapere che Vincenzo La Falce mi segue da una vita. Quando io lavoravo sulle televisioni sopra a Sky, Napoli International su Sky, e lui mi seguiva dalla Germania per potersi far... Diceva: Cleo, buongiorno, sono Vincenzo con Pappaval. Che bei ricordi. Allora, 97.000 like, forza, a 100.000 live, grazie. Manca poco a 9.100 like. Tanta luce su Nia. Qua 100.000 like, urrà, siamo arrivati a 100.000 like. Quindi è arrivato il momento di salutarci. Salutiamo tutti quelli che ci seguono in ordine